Ciao Flaminio, grazie. Allora, buonasera a tutti. Invito innanzitutto a tenere i microfoni spenti. Buonasera a tutti. Invito a tenere i microfoni spenti e vi do il benvenuto a questo primo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dall'ASVES, Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, insieme al coordinamento veneto dei GAL, i gruppi di azione locale, e in collaborazione con altre realtà del Veneto che sono la CISL del Veneto, Confcommercio Veneto, Forum Terzo Settore del Veneto, e con il patrocinio dell'ASVIS, dell'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Un ciclo di incontri che vuole così incominciare a ragionare sui temi della territorializzazione dell'Agenda 2030. Innanzitutto io vorrei così coinvolgere in questo primo momento il presidente dell'ASVES Giorgio Santini e il presidente del GAL Prealpi Dolomiti, nonché presidente pro tempore del coordinamento dei GAL Veneti, Alberto Peterle. Darei intanto la parola a Giorgio Santini per un suo indirizzo di saluto, 2 parole introduttive. Grazie Giorgio. Sì, grazie Matteo. Questo incontro è molto importante perché ASVES, assieme ai GAL del Veneto, intende iniziare un percorso con 3 incontri che ha il significato di passare un po', possiamo dire, dalle parole ai fatti. Il tema della sostenibilità è un tema che ormai è entrato nei discorsi, anche nei pronunciamenti, anche in tante iniziative legislative, ma ha bisogno di essere calato molto nella realtà. E quindi come ASVES, appunto assieme ai GAL e assieme in collaborazione anche con Confcommercio e la CISL del Veneto, vogliamo proprio portare questo tema della sostenibilità dello sviluppo, dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi per rendere veramente sostenibile lo sviluppo, portarlo nel territorio. In questi giorni ci sono stati eventi molto importanti. Io voglio citare, ne parlerà anche Enrico Giovannini, un importante rapporto, il primo che viene fatto in Italia in questo senso, proprio sui territori, cioè la sostenibilità, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 visti nel territorio, nei singoli territori, nelle singole regioni. E poi sappiamo che ci sono in atto strategie a livello regionale, a livello nazionale e anche nel piano nazionale per la ripartenza e la resilienza per affrontare questa difficile battaglia, diciamo, di ripartenza del post-Covid, speriamo sia veramente post. Tutti elementi che danno concretezza a questo tema. Portare la sostenibilità all'interno delle politiche, all'interno delle azioni concrete, e in questo senso noi vogliamo fare in modo che la consapevolezza riguardi sempre di più tante associazioni, tante persone, tante istituzioni, e in questo senso facciamo questo intervento, questi 3 incontri di cui iniziamo oggi, per aumentare veramente la consapevolezza che la sostenibilità ha una grande necessità in questo momento ed è soprattutto un tema di grande partecipazione diretta dal basso. Con questo auspicio spero che sia un lavoro che vada nella giusta direzione. Grazie Matteo. Grazie a te Giorgio per queste parole introduttive. Darei ora la parola ad Alberto Peterle, che è il presidente pro tempore del coordinamento dei GAL del Veneto. A te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Il mio saluto è il saluto di tutti quanti i GAL Veneti che assieme ad ASVES appunto hanno organizzato questo ciclo di 3 incontri. Un grazie particolare lo volevo fare da parte dei GAL all'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare al portavoce, il professor Enrico Giovannini, per la sua disponibilità. Credo che il saluto dei GAL non possa che partire dall'ennesima dura prova
che i territori veneti hanno subito non più tardi di 15 giorni fa, con un'ondata di maltempo che ha flagellato veramente tanti territori, no? E che comunque ha comportato l'ennesimo dispendio di risorse sia economiche, finanziarie che anche umane, insomma. Quindi questo è l'ennesimo episodio, credo, che ci debba far riflettere e che ci fa dire che bisogna agire quanto prima, come peraltro ha già detto il presidente Asves. Quindi, per dire la verità, per dirla tutta, i GAL già da qualche tempo stanno dialogando in maniera un po' più spinta, un po' più fitta con le istituzioni a livello regionale ed in particolare con la stessa Asves, alla quale, lo dico io, va dato il merito di aver accompagnato il Veneto nella definizione di una strategia regionale di sviluppo sostenibile, che fra l'altro mi sembra sia la prima e ad oggi anche l'unica strategia approvata, no, in Italia a livello nazionale, e va dato anche il merito al Veneto di aver dato vita ad un protocollo di intesa inerente proprio al sostegno di questa strategia, che fra l'altro è stato ovviamente siglato da tutti quanti i 9 GAL veneti, insomma. Fra l'altro volevo dire che i GAL veneti, i gruppi di azione, rappresentano oggi una parte rilevante del nostro territorio veneto. Abbiamo quasi la metà dei comuni veneti che sono al nostro interno, abbiamo quasi il 60% della superficie e circa un terzo della popolazione che è residente all'interno dei territori che sono rappresentati dai GAL. Ma quello che mi importa sottolineare è che i GAL veneti vantano soprattutto un partenariato che è molto numeroso e che è composto da più di 300 soggetti che rappresentano, a nostro avviso, un importante spaccato del tessuto socio-economico ed istituzionale veneto. E partirei proprio da questo punto qui, cioè dal fatto che il partenariato, dal fatto di essere dei soggetti che naturalmente al loro interno radunano soggetti privati e soggetti pubblici, per dire che in questa fase dobbiamo essere quanto mai responsabili nel contribuire a realizzare interventi con le risorse che abbiamo adesso, ma con le risorse che avremo anche in futuro, nell'ambito dei temi dello sviluppo sostenibile, insomma. E quello che stiamo cercando di fare, in sostanza, è quello di trovare un chiaro posizionamento all'interno della strategia regionale di sviluppo sostenibile. E con Asves, insieme con Asvis, vogliamo fare proprio questo, insomma, perché se è vero che da un lato Agenda ONU 2030 e le altre diverse strategie europee, nazionali, regionali hanno bisogno dei territori per poter essere implementate, è altrettanto vero che i territori e quindi i GAL, a nostro avviso, hanno bisogno di un quadro di riferimento chiaro, unitario. E chiudo per dire che quello che vogliamo fare proprio come GAL è sfruttare magari il nostro ruolo di connettori, insomma, no? Per irrobustire magari il telaio istituzionale, creare ponti affinché le istituzioni, le imprese e i cittadini allestiscano dei contesti adeguati di sviluppo. E vogliamo farlo ovviamente assieme ad Asves, con la quale abbiamo continuato a collaborare in questi mesi, e lo vogliamo fare ovviamente anche insieme con Asvis, visto che un'idea potrebbe anche essere quella di replicare su scala territoriale alcune iniziative importanti che Asvis ha fatto su scala nazionale. Lo vogliamo fare ovviamente con i nostri partner, però vogliamo farlo anche insieme con chi combatte in prima linea le disuguaglianze e la povertà. Infatti in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, c'è stato un rapporto fitto con i responsabili delle redazioni dei nostri piani di zona. E da ultimo credo che sia importante lavorare anche assieme alle università. Ricordo che esattamente un anno fa, proprio il 21/12 del 2019, era l'Università Tor Vergata di Roma ha presentato nei territori dei GAL veneti il progetto Voce, insomma. Quindi una collaborazione, quella con le università, che è di fondamentale importanza in quanto portatrici di ricerca applicata e di innovazione. Quindi ancora un grazie da parte di tutti i GAL, della convinzione anche da parte nostra che il 2021, come ha già detto il presidente Asves, sarà un anno importantissimo, sarà un anno fondamentale per tutti questi aspetti di cui parleremo oggi. Grazie. Grazie anche al Presidente del coordinamento dei GAL
del Veneto per queste parole introduttive. Allora, prima di passare la parola al professor Giovannini, che ovviamente anch'io ringrazio per la sua disponibilità, per questa prima relazione, per questo primo intervento che vuole toccare il tema della policy coherence, quindi della coerenza delle politiche, tema molto ampio però fondamentale per comprendere, come dire, la complessità della sfida che abbiamo di fronte, una integrazione che ovviamente ha una dimensione, come possiamo dire, culturale ampia, che è legata al tema della sostenibilità, quindi integrare ambiente, economia e società, ma che però ha anche una dimensione assolutamente legata all'integrazione delle politiche, delle decisioni che vengono assunte a tutti i livelli di governo, da quelli interni, diciamo, nazionale, regionale, locale, a quelli extranazionali, quindi almeno europeo e internazionale, fino però a un'integrazione che proprio per la realtà delle persone e i soggetti che abbiamo qui presenti a questo incontro e che hanno fatto nascere questo appuntamento vuole essere un'integrazione che non è solo di politiche pubbliche, ma è anche di coinvolgimento e di partecipazione degli stakeholder, dei soggetti attivi dei territori, che devono avere voce in capitolo nella definizione e poi nell'attuazione delle politiche. Quindi l'integrazione riguarda anche, come dire, la dimensione pubblico, privato, terzo settore e quant'altro. E poi c'è una dimensione ancora più ampia, che è la dimensione, se volete, spazio-temporale, quella di una coerenza delle politiche in una prospettiva di lungo periodo, cioè verso le future generazioni, quindi una coerenza intergenerazionale. Quindi voi capite che abbiamo il tema della coerenza delle politiche è un tema che si muove su più piani e su più livelli, e per questo ci pareva importante partire da questa dimensione, e per questo ringraziamo particolarmente il professor Giovannini per essere con noi, perché ci può aiutare a comprendere queste diverse dimensioni, a capire a che punto siamo e quali sono le prospettive verso cui guardare, la direzione verso cui andare, a partire ovviamente dal grande lavoro di ASIS e non ultimo il lavoro presentato solamente pochi giorni fa, il 15, proprio il rapporto sui territori. Al professore abbiamo concluso un intervento di circa 30 minuti per avere poi lo spazio per il confronto, per il dibattito. Vi annuncio che abbiamo già 3 interventi programmati che faremo con i soggetti che hanno contribuito a promuovere questo appuntamento, e ovviamente un rappresentante dei GAL, un rappresentante della CIS del Veneto, il suo segretario regionale Gianfranco Refosco, un rappresentante di Confcommercio Veneto, il suo direttore generale Eugenio Cattolini. Dopodiché vi chiediamo di elaborare le domande in chat, e quindi le faremo attraverso la chat per poter avere al massimo, come dire, la possibilità di sfruttare il tempo che è qui con noi del professor Giovannini. Mi fermo, passo la parola al professor Giovannini, che ringrazio, e do la parola per il suo intervento. Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grandissimo piacere essere qui con voi e soprattutto grandissimo piacere di testare personalmente per la prima volta sul territorio, grazie all'iniziativa di ASVES e di tanti soggetti che sono presenti oggi, se alcuni dei discorsi che abbiamo fatto anche ultimamente e le analisi che abbiamo fatto ultimamente suonano nella testa, nel cuore addirittura di chi in realtà è operativo sul territorio, perché, come abbiamo voluto dire nel rapporto pubblicato qualche giorno fa, o l'Agenda 2030 viene territorializzata, cioè viene portata giù sul territorio dove sono le persone, le società, le comunità, le imprese, le persone, gli individui, oppure resta un qualcosa di estremamente ampio e lontano. Io ho preparato qualche slide, cercherò di parlare meno di 30 minuti perché veramente vorrei ascoltare anche voi. E parto con una battuta da George Clooney, no? Lo sviluppo sostenibile, what else? Perché, come diceva Giorgio prima, ormai tutti ne parlano, addirittura le pubblicità, se non hanno la parola sostenibile, sembra che stiano vendendo prodotti dell'altro secolo. Ma è così? E come si fa a passare dalle parole ai fatti? Questa crisi è certamente un acceleratore di questi processi, ma è anche un qualcosa che spaventa ulteriormente le persone. Erano già spaventate dalla questione di sicurezza, dalle migrazioni, dal cambiamento climatico, l'automazione, le crisi economiche,
la globalizzazione e adesso ci si mette pure la pandemia. Il rischio è che le persone, e lo vediamo da una serie di analisi, abbiano un rifiuto, soprattutto nel momento in cui gli viene detto che non bastano tutti i problemi che hanno, che abbiamo come paese e così via, ma in più bisogna mettercene pure qualcun altro, legato alla transizione energetica, alla transizione ecologica e così via. Superare questo modo di pensare è tutt'altro che banale. E il punto di vista che va cambiato è quello proprio che siamo di fronte a un cambiamento di era geologica. Siamo cioè nell'antropocene, in cui siamo noi a determinare l'ambiente e non più l'ambiente a determinare noi. Qual è l'implicazione di tutto questo? Che il modello su cui ci siamo basati per tanti anni e che ha prodotto risultati anche straordinari, il modello non solo capitalistico, ma il capitalismo neoliberista degli ultimi 40 anni, appare incapace di affrontare le grandi sfide del XXI secolo, cioè lo scontro con i limiti planetari, le disuguaglianze e così via. Per cui in qualche modo siamo a redde rationem tra i figli del PIL, noi, io ho 63 anni, insomma, le persone che hanno beneficiato in modo straordinario di questo aumento del PIL senza precedenti, e i figli dell'antropocene, che sono i giovani. Non le future generazioni, parlo dei giovani oggi, adesso, quelli che già abbiamo, compresi i miei 4 nipotini. Bene, ci sono 2 scimmiette qui. Le scimmiette devono fare un lavoretto e ricevono un pezzetto di cetriolo come premio. E vanno tutte abbastanza bene, insomma, lo fanno regolarmente. A un certo punto a quella di destra, per lo stesso lavoretto, viene dato un acino d'uva. Quella a sinistra fa il lavoretto, riceve il cetriolo e la prende male. Molto male. Perché per lo stesso lavoretto quella a destra riceve l'uva e lei invece riceve un cetriolo. Questo elemento della ingiustizia non è più un elemento semplicemente all'interno della stessa generazione, ma è fondamentalmente un elemento di giustizia tra le generazioni. Questo è lo snodo in cui siamo. Ed è uno snodo difficilissimo, in cui il principio di giustizia intergenerazionale viene e va associato a quello di giustizia intragenerazionale che noi abbiamo nella nostra Costituzione, mentre quello di giustizia intergenerazionale è assente. E dunque quello che stiamo vivendo è un momento in cui la parola shock va molto di moda, ma in cui questo rapporto del 2016 lo identificava chiaramente. O noi siamo in grado di pensare l'impensabile, oppure veniamo spazzati via. Questo rapporto era basato, adesso c'è un libro, su una 80ina di interviste in giro per il mondo sul perché le organizzazioni strutturate, complesse, sono spesso strutturalmente incapaci di anticipare i grandi cambiamenti. E la risposta fondamentale è il group thinking, cioè il fatto di pensarla tutti nello stesso modo. E quindi all'interno di un'organizzazione arriva un nuovo leader che spiega di voler cambiare il mondo e si rivolge ai tecnici che gli chiedono e gli chiede come devo fare. I tecnici cominciano a discutere tra di loro perché non hanno una visione comune, poi è complicato, dopo un po' il leader si stufa e si affida a un gruppetto di persone di cui si fida, non ascolta più i tecnici a quel punto scrivono solo rapporti nella linea voluta dal leader, il quale leggendo i rapporti si conferma di essere nel giusto
e tutti allegramente insieme si va a schiantare, ci si va a schiantare. Esattamente quello che è accaduto negli ultimi 40 anni, se volete, di un capitalismo che per i primi 30 sembrava non avere più oppositori, non avere più... ma non il capitalismo in generale, il capitalismo neoliberista di Reagan e Thatcher. Abbiamo dedicato con Fabrizio Barca il libro che è uscito qualche settimana fa, Quel mondo diverso, per discutere questi aspetti. Non mi ci soffermo dunque oltre. L'Agenda 2030 dà una risposta diversa, una risposta basata su una visione integrata dello sviluppo, basata su 3 principi, proprio l'integrazione, l'universalità, tutti devono contribuire e tutti i paesi, ma tutte le organizzazioni all'interno dei singoli paesi, la partecipazione. Io ripeto spesso, mi scuso con chi già l'ha sentita questa storia, ma leggetela adesso alla luce di quello che stiamo vivendo. Questo è il nostro sistema, è un sistema chiuso, il nostro pianeta scambia con il resto dell'universo l'energia solare, il calore di scarto. Poi noi prendiamo il capitale naturale, le risorse naturali, il capitale umano, le persone, il capitale sociale, il capitale economico, lo combiniamo in un processo di produzione, produciamo PIL, una parte lo reinvestiamo nei processi produttivi per ricostituire o accrescere il capitale, una parte attraverso il consumo lo usiamo per il nostro benessere. Ma producendo e consumando generiamo scarti fisici e umani, come dice Papa Francesco, che impattano sul benessere della società. Gli scarti fisici impattano sui servizi all'ecosistema, la bellezza di un paesaggio, il lavoro gratuito delle api, e invece gli scarti umani impattano sui servizi del sociosistema, la pace, la fiducia, la visione di futuro comune. Mettendo i 17 obiettivi su questo schema, capiamo che l'Agenda 2030 non è una lista negoziata a livello internazionale, non è solo una lista negoziata a livello internazionale, ma è un vero e proprio piano per cambiare il sistema. E basta entrare nei target, cosa che invito tutti a fare se non l'avete già fatto, per capire la concretezza di tutto questo. È importante entrare sui target, li userò molto oggi. Le istituzioni europee hanno finalmente capito che questa è la strada da prendere. Con la nuova Commissione von der Leyen questo è l'indirizzo. Basta leggere il documento della Commissione europea pubblicato qualche settimana fa su come la Commissione sta adottando tutta una serie di azioni nella visione sistemica dell'Agenda 2030. Scusate, il mio computer si è rotto, si è spaccato il video, ogni tanto entrano queste righe che purtroppo non posso eliminare, di cui mi scuso. Dicevo, in questo documento, che tra l'altro assomiglia straordinariamente e non casualmente alla slide che presentai a maggio del 2019 al Festival dello Sviluppo Sostenibile, in cui appunto proponevamo alla Commissione europea una serie di azioni, un approccio che è stato in qualche modo effettivamente seguito dalla Commissione. Qual è il punto cruciale della Commissione, che spiega anche i nomi che sono stati dati come al PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Che le crisi sono destinate a susseguirsi, a ripetersi, e quindi l'atteggiamento con il quale bisogna affrontare questa crisi è molto diverso da quello con cui siamo stati abituati a reagire alle crisi. E il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si chiama di resilienza, cosa che questo Paese non ha capito, perché
i fondi devono essere usati per rendere il nostro paese appunto più forte ai futuri shock. Passaggio molto importante, l'adozione dell'Agenda 2030 come architrave del semestre europeo, attraverso cui si fa il coordinamento delle politiche economiche e sociali. Per cui dall'anno scorso il PNR e il DEF di aprile vanno impostati secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e l'analisi che la Commissione effettua ogni anno su ogni paese usa proprio questo strumento, questa impostazione. È importante questo, perché tutte le varie iniziative europee di quest'anno, questo è un po' un sunto di quello che la Commissione ha fatto nell'ultimo anno, adottano appunto l'Agenda 2030 come riferimento, e il Next Generation EU, che non è e il Green Deal, che non è un piano ambientalista, ma è un piano di sviluppo, sono tutti orientati a creare un'Europa più sostenibile, più resiliente e più giusta. Questo è un cambiamento per il nostro Paese radicale, e io sono molto arrabbiato della discussione che avviene da settimane sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che appunto non ha capito fino in fondo una serie di questioni. Salto queste slide. La crisi fa male, sta facendo molto male ai diversi obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa è la nostra valutazione che trovate nel rapporto di ottobre, ripetuta in qualche modo nel rapporto di qualche giorno fa, anche alla luce di nuovi dati. 9 obiettivi su 17 sono colpiti negativamente dalla crisi, e solo un paio risentono, 3 risentono positivamente della crisi, tra quelli che siamo riusciti a valutare, ma sono assolutamente cose minime, veramente molto molto limitate. C'è qualcuno che sta condividendo delle... vabbè. Questi sono i target. Questi sono i target che avremmo dovuto raggiungere entro il 2020, perché forse non tutti lo sanno, ma 21 target dovevano essere raggiunti entro il 2020. Ma l'Italia non ha messo la testa su queste questioni. Per cui su 16 target che sono misurabili attraverso indicatori, solo per 4 siamo sulle tendenze giuste o abbiamo già raggiunto i target. Per gli altri siamo invece decisamente fuori linea. La crisi è una crisi che colpisce gli stock, non solo i flussi. Attenzione a non commettere l'errore che fu commesso nel 2008-2009. Lo stock di capitale economico, lo stock di capitale umano, lo stock di capitale sociale, sono tutti elementi che sono duramente colpiti in quello schema che vi ho fatto vedere prima. Allora non erano mie quelle righe, era qualcuno che forse stava giocando con lo schermo. Dicevo, il capitale economico, il capitale umano, il capitale sociale sono colpiti da queste crisi. E questa è un'implicazione importante, che se anche noi tornassimo nel 2022-2023 a livelli di PIL pre-crisi, ma non avessimo ricostituito il capitale perduto, pensate all'anno perso dei giovani, noi saremo più deboli, saremo più esposti alla prossima crisi. Per questo le politiche da un lato devono cercare di ricostruire tutte le forme di capitale impattate negativamente dallo shock, non solo minimizzare gli effetti negativi dello shock. Ed è questo concetto di resilienza trasformativa che io in questi anni ho elaborato con il Joint Research Center della Commissione Europea, che è diventato adesso il riferimento della Commissione Europea. Non è che vogliamo tornare a un anno fa, vogliamo rimbalzare in un'altra posizione.
E questo non è facile. Sono contento che ci siano varie associazioni imprenditoriali, perché questo non è il messaggio che alcuni stanno dando. Noi abbiamo analizzato i 1000 articoli dei vari provvedimenti dell'ultimo anno, cioè di quest'anno, in risposta alla crisi, secondo i diversi target, i diversi goal dell'Agenda 2030, ma soprattutto secondo questo framework della resilienza trasformativa. Ebbene, gran parte degli interventi sono andati a proteggere, ben poco a prevenire, a trasformare, a preparare, a promuovere il cambiamento. E ci siamo sparati 100 miliardi, anzi forse anche qualcosa di più. Dunque abbiamo finito i soldi, le risorse nella protezione, e la protezione non è ancora finita. Nel rapporto ASVIS di ottobre ci sono tutte le nostre proposte sulle diverse aree, che seguono un po' quello schema che abbiamo visto prima, ma la cosa importante ora è concentrarsi sui piani nazionali di ripresa e resilienza. Non so quanti di voi hanno letto i documenti europei. Certo, tanti che parlano e scrivono sui giornali, in televisione e non solo, probabilmente non l'hanno mai fatto. Perché se l'avessero fatto si capirebbe che tutta una serie di sogni che sono alimentati e che dovrebbero poter essere finalmente realizzati nel fondo Next Generation EU sono destinati a restare sogni, perché non sono in linea con le priorità europee. Questo è qualcosa di estremamente difficile da spiegare, sarà difficile per il governo spiegarlo, perché studiando anche i piani degli altri paesi, in primo luogo il piano avrebbe dovuto essere scritto avendo in testa un modello di Italia del 2030 e non accorpando progetti. E ora l'opinione pubblica se n'è accorta, ma se ne poteva accorgere, devo dire, anche prima. Bastava guardare le linee guida di settembre. E poi c'è un problema di coerenza delle politiche. L'Italia ha scelto di fare un piano dedicato solo alle risorse europee, senza considerare le altre risorse europee, cioè i fondi di coesione e le altre politiche, e senza considerare soprattutto i fondi nazionali. C'è chiaramente un enorme problema di relazioni tra le varie istituzioni ai vari livelli e bisognerà costruire finalmente, spero, un sistema informativo unitario per verificare la coerenza delle politiche. Nel rapporto sui territori abbiamo illustrato perché i territori sono così importanti, e la buona notizia è che in molti comuni, in molte regioni, l'Agenda 2030 è ormai usato come quadro di riferimento programmatorio e comunque in relazione con gli obblighi di programmazione che la legge prevede. Nel rapporto mostriamo come l'Italia, con una tecnica diversa rispetto a quella finora utilizzata, non è su un sentiero di sviluppo sostenibile per molti obiettivi, per molti target, ma concludo con i riferimenti invece al Veneto. Questi sono i dati che riguardano il Veneto, gli indicatori sintetici, e mostriamo come il Veneto si posiziona sia in termini di livelli, sia in termini di dinamiche rispetto all'Italia. Se la linea del Veneto è superiore a quella italiana, vuol dire che è in una posizione più favorevole, cosa che avviene rispetto alla povertà, alla salute, all'istruzione, non alla parità di genere, non all'alimentazione. Avviene per l'occupazione, avviene per le disuguaglianze, per l'economia circolare. In altri casi invece andamenti e livelli sono sostanzialmente in linea con quelli medi nazionali. Non è assolutamente il caso in termini di biodiversità
di qualità degli ecosistemi terrestri in particolare. Questo è un quadro che dà un'idea rispetto a una serie di target di come, se proseguissero i trend attuali, il Veneto si troverebbe nel 2030. Vedete che in molti casi le freccette sono rosse sul goal 3, sul goal 5, le disuguaglianze di genere, la qualità dei sistemi sociosanitari e dei sistemi idrici, le disuguaglianze, le città. Insomma, è una situazione che non è incoraggiante. Questo naturalmente non tiene conto dei dati del 2020. E poi le disuguaglianze tra province e a seconda dei casi. Vedete che questi dati provinciali in cui ci sono gli andamenti rispetto, scusate, non gli andamenti, la situazione rispetto alle medie nazionali mostrano delle differenze significative per regioni contigue e quindi l'eterogeneità c'è per il goal 5 ad esempio e per il goal 1, mentre per il goal 3 la salute c'è una condizione molto più omogenea. Molto eterogenea invece la situazione del consumo di suolo e la condizione degli ecosistemi terrestri. Come vedete ci sono tanti colori all'interno dell'area del Veneto. Abbiamo anche nel rapporto del 15 dicembre fatto tutta una serie di proposte e indubbiamente il tema della strategie regionali di sviluppo sostenibile, l'agenda urbana nazionale per rendere coerenti le agende urbane nazionali. Insomma, c'è un enorme problema di coerenza dei diversi livelli istituzionali, anche a livello locale. E su questo la sfida della governance è forse la sfida più importante, più difficile che il nostro Paese ha davanti. Io mi fermo qui ricordando soltanto una citazione della lettera enciclica di Papa Francesco: Fratelli tutti, il politico è un realizzatore, un costruttore con grandi obiettivi, ma anche con sguardo ampio, realistico e pragmatico, anche al di là del proprio paese. Questa è la funzione che come ASVIS stiamo provando a svolgere, questo è il servizio che stiamo provando a fare anche alle associazioni territoriali come ASVES e questo gruppo straordinario dei GAL che oggi si confrontano. Grazie, io mi fermo qui e sono a disposizione per le domande, riflessioni, discussioni. Grazie a professor Giovannini per questa allora ampia introduzione sulla centralità dei territori e sull'importanza del coordinamento, della coerenza. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo chiesto a 3 interventi programmati, 3 interventi brevi, 2-3 minuti, e il primo lo vorrei chiedere direttamente a Stefano Soldan, che è il sindaco di Comune di Pieve di Soligo, ma è anche Pieve di Soligo è nel partenariato del Marca, e a lui quindi il coordinamento verrà chiesto di portare una riflessione breve e una domanda eventualmente alla nostra discussione di oggi. Prego, sindaco. Sì, buonasera a tutti, grazie del piacevole invito. Allora, quella di Pieve di Soligo è l'esperienza di un centro del Veneto in provincia di Treviso di 12.000 abitanti, che ha la particolarità in questi mesi di aver lavorato tanto attorno al tema della cultura e della rigenerazione urbana. Abbiamo partecipato insieme all'inizio a 38 città e poi 28 e ora 10 città candidate a capitale italiana della cultura, e Pieve di Soligo, con il territorio dell'IPA delle Terre Alte, quindi di 29 comuni, è risultata selezionata in questa importante sfida a livello nazionale. I temi che Pieve di Soligo ha posto insieme al suo territorio sono i temi della rigenerazione di un territorio che sotto alcuni aspetti ha una bellezza unica, avendo anche ricevuto il riconoscimento UNESCO per le sue colline, mentre per
abbiamo posto i temi di una rigenerazione urbana che passi attraverso la demolizione e il riordino di quello che male si è costruito in questi decenni. È stata un'esperienza che fino ad oggi ci ha fatto fare rete, non solo tra comuni, tra istituzioni anche private e associazioni, ma anche con la Regione Veneto, che recentemente, grazie al voto unanime del Consiglio regionale, ha deciso di supportare questa importante iniziativa. All'interno di questo programma, di questo sviluppo, ci sono non solo i temi di un necessario ripensamento al riordino del territorio, ma anche la necessaria volontà di affrontare con Assindustria il tema delle aree industriali, pensando di riconvertire la nostra area industriale in comune con il comune di Sernaglia della Battaglia in un'area industriale 4.0. Quindi abbiamo sottoscritto con provincia di Treviso, con il comune di Sernaglia della Battaglia e Assindustria Veneto Centro un protocollo d'intesa che mette insieme tutti gli industriali proprio per immaginare una forma nuova di sviluppo di queste aree. Queste sono le idee più innovative che abbiamo inserito all'interno del nostro programma, però abbiamo avuto un occhio anche particolare per il turismo e per il recupero di quei centri storici che oggi non hanno una loro connotazione o vivono un fenomeno di spopolamento, tema che è molto, credo sia molto comune a tutti i centri storici medio-piccoli. Su questo ambito il Comune di Pieve di Soligo, sempre all'interno di un progetto approvato nell'IPA Terre Alte che si chiama Manifesto delle Terre dell'Acqua, ha iniziato a ragionare sul recupero di questi centri storici attraverso l'istituzione di alberghi diffusi. Solighetto, una frazione di Pieve di Soligo, ha ricevuto nel giugno scorso la deroga regionale per diventare appunto albergo diffuso, quindi poter immaginare di recuperare una parte importante di questa frazione attraverso l'ausilio e il supporto di una fondazione che è la Fondazione Francesco Fabbri e la partecipazione dei privati a questo tipo di iniziative. Il ruolo del comune in questo è quello di un grande regista che modifica le norme e crea le condizioni urbanistiche affinché i privati possano investire su questo tipo di iniziative. Ecco, questo in sintesi sono i temi e le particolarità che mi erano state chieste di portare come esperienza di un comune all'interno di un territorio che è particolarmente vivace, come ho detto prima, ha avuto anche la fortuna di essere riconosciuto come territorio meritevole del riconoscimento UNESCO e che oggi deve affrontare delle grandi sfide e necessariamente innovative per creare dei nuovi modelli di sviluppo. Grazie al sindaco di Pieve di Soligo che nell'ambito del GAL Alta Marca, insomma, di questa presentazione, di questa attività che stanno svolgendo. Inviterei ora il segretario regionale della Città del Veneto, Gianfranco Refosco, con una sua breve riflessione ed eventualmente con una domanda, anche con un commento di approfondimento al professor Giovannini. Prego Gianfranco. Grazie per l'incontro, professor Giovannini. Io vorrei fare solo una riflessione. Indubbiamente l'impostazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 offre uno spunto importante. Io direi forse lo spunto più interessante per chi è interessato a programmare e progettare il futuro in questa fase. Presuppone però una cultura di gestione politica che
che deve fare indubbiamente dei forti passi in avanti per quello che riguarda il nostro paese e in parte anche per il territorio veneto. Noi siamo il paese che è abituato a gestire emergenze e ha pochissima capacità invece di fare programmazione strategica. Questo vale per il livello nazionale, però è valido anche per i livelli regionali, per i livelli territoriali. E quindi io vorrei fare una domanda rispetto a un tema che ho letto su vari suoi interventi, quando lei diceva che nel nostro paese manca un istituto che si occupi di studiare il futuro, cosa invece esistente e funzionante in altri paesi che hanno una cultura della programmazione molto più sviluppata. Allora la mia domanda è, avrebbe senso nell'ottica proprio della valorizzazione del territorio pensare di costruire insieme con le istituzioni e le parti sociali regionali un istituto di questo tipo o avrebbe senso posizionarlo più sul livello nazionale? Perché oggi quello che ci aspetta probabilmente nei prossimi anni è un insieme di crisi che si ripeteranno, crisi magari di caratteri diversi, di origine diversa, che però non potranno permetterci di arrivare sempre impreparati e dovendo improvvisare le risposte, come purtroppo abbiamo visto sia nel 2008 che nel 2000. Intervengo qua perché il tema della programmazione strategica e della lettura del futuro mi sembra uno dei temi principali sui quali esercitarci. Grazie Gianfranco. Professor Giovannini vuole così Sì, posso rispondere subito. A ognuno il suo futuro, come si suol dire, cioè nel senso che la logica di studiare il futuro o i futuri, come si dice, è una logica che serve alle aziende, ai territori, a tutti i livelli istituzionali. E tra l'altro proprio vicino al Veneto, cioè in Trentino, c'è un centro che si occupa di questi temi, guidato dal professor Roberto Poli. Con Poli, per esempio, io ho portato questi temi alla Scuola Nazionale di Amministrazione, che è il centro di formazione per i dirigenti pubblici, in cui abbiamo provato, e da quest'anno, l'anno prossimo in particolare, a cercare di spiegare come si lavora coi futuri, plurale, perché qui non si tratta di prevedere il futuro, si tratta di capire cosa il futuro potrebbe portare e le opportunità, i rischi. L'esempio che faccio sempre, io ho partecipato a alcune riunioni internazionali su questi temi, sono rimasto affascinato. A Singapore, che sapete poco più di una città, è fondamentalmente una città, lo spazio è molto limitato, no? Per cui immaginate quanto gli deve essere costato decidere di alzare un po' l'altezza dei box auto per legge. Perché? Beh, perché hanno pensato che probabilmente con l'auto autonoma il numero di auto private diminuirà drasticamente in futuro. E quindi se tu hai costruito dei box bassi, te li dai sui denti, mentre se li hai costruiti un po' più alti, li puoi riconvertire in negozi. È una banalità, se volete, ma è un esempio di come fare delle scelte per futuri multipli. Un altro esempio che faccio gettando nello scompiglio assolutamente ai miei interlocutori. Per anni si è parlato del sud dell'Italia come una piattaforma logistica nel Mediterraneo, no? E quindi tutto il discorso di fare i porti nel Mediterraneo, nel sud Italia, però poi con l'alta velocità delle merci, bla 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 bla. Nel frattempo il cambiamento climatico sta facendo aprire la rotta a nord-ovest, cioè la possibilità per le navi che vengono dall'Asia di circumnavigare la Russia.
e dunque arrivare a Amburgo. Ecco, se noi adesso ci mettiamo a fare, grazie ai soldi del recovery plan, le piattaforme logistiche, rischiamo forse di fare la fine del deserto dei Tartari, no? Buzzati, che tutti erano convinti che i nemici sarebbero venuti da una parte, invece arrivano dall'altra. Ecco, se tu non hai un'idea di dove arrivare, per esempio con la via della seta, tu sarai sempre in ritardo. E questo vale certo per il Veneto, ovviamente per il Veneto, ma vale per tutta l'area nord del paese, così come per le altre aree. Allora, il mio suggerimento concreto è che le università, i centri di ricerca, compresi quelli posizionati in Veneto, le imprese, hanno una quantità di riflessioni, conoscenze che potrebbero essere messe a sistema anche a livello territoriale per immaginare quale potrebbe essere il futuro del Veneto. Grazie. E inviterei adesso Eugenio Gattolin, che è il segretario generale della Confcommercio Veneto, per la sua riflessione, domanda, se ha, al professor Giovannini. Prego Eugenio. Va bene. Grazie intanto della riflessione, professor Giovannini, perché ogni volta un po' riesce a spiazzare sempre e comunque. Perché... Beh, apposta, se no che noia. Sì, per cui... Mamma mia. No, le domande sarebbero tantissime. Il problema grosso che stiamo cercando un po' di affrontare è quello di cominciare a ragionare un'ottica più, uso un termine abusato perché fa un po' di confusione, più sistemica, ma oggi più che mai bisogna guardare dal particolare e guardare dove è inserito all'interno di un contesto generale e guardare anche oltre a questo. Nonostante siamo stati abituati, anche noi come organizzazioni di categoria, a cercare di intervenire e di reagire alle situazioni con le istituzioni rispetto a un orizzonte molto spesso a breve termine, anche per dare risposte direttamente agli operatori economici via via. Oggi il tentativo che stiamo facendo, continuando a fare insieme una forte riflessione per essere più coinvolti anche con gli operatori economici sui temi più ampi e sui temi del cambiamento climatico, cosa impatta, cosa vuol dire, sul tema della difficoltà di gestire il territorio e delle attività economiche in un contesto in cui le città si stanno svuotando di contenuti oltre che di persone e di operatori economici. Per cui cercare di partire dal basso per cominciare a sensibilizzare, stiamo cercando un po' alla volta, per sensibilizzare gli operatori economici a guardare anche agli aspetti economici, sociali e l'impatto che alcune scelte che a partire dal territorio hanno rispetto poi alle politiche generali. E dall'altro cercando come organizzazioni di intervenire con una logica più ampia, più attenta rispetto al sistema generale. Siamo stati molto colpiti dal fatto che la Regione abbia accettato e integrato al proprio interno nel documento di economia e finanza il documento di Agenda 2030. C'è stata tra l'altro un'ampia discussione tra le diverse organizzazioni per arrivare a questa e l'impegno dell'ASVES è stato sinceramente molto importante, molto encomiabile da questo punto di vista. Il problema è la coerenza. Da una parte tentare di partire dal territorio con il concetto tra l'altro si parla di rivitalizzazione, di rigenerazione, e questo senza che si riduca questo a temi di carattere urbanistico, perché rivitalizzare e rigenerare non è costruire, forse qualche volta è abbattere o mettere un po' a posto quello che c'è, ma è anche un problema di visione delle città, dei territori che dobbiamo cominciare ad avere e di tutela per le nuove generazioni. Mi ha colpito molto il fatto che parla del principio di giustizia intergenerazionale. Le riflessioni devono tenere presente questo elemento, che è un elemento discriminante rispetto alle politiche generali. Dall'altra la difficoltà come organizzazione di poter operare per gestire anche questi cambiamenti interni, che vuol dire ragionare in termini più di parte, sempre più di parte sociale, inserita all'interno di un contesto, rispetto al ruolo stretto di organizzazioni di categoria. Per cui c'è questo passaggio che si sta facendo che è molto importante. Quali sono gli strumenti? Su questo stiamo
cercando anche noi di avere un orizzonte un po' più preciso, capire quali possono essere le strade da percorrere. Sicuramente forse le riflessioni più ampie con la Regione dovrebbero aiutarci almeno in questa fase a valutare la coerenza tra le scelte che chiediamo, le scelte che la Regione intende fare con questi principi, insomma, che guardano al di là dell'immediato, del breve periodo. Per cui come poter navigare, un pochino qualche aiuto su come poter navigare in questo contesto veramente diventa importante, soprattutto in questo periodo dove sono state investite una valanga veramente di risorse, ci viene anche i brividi in qualche occasione, neanche immaginabile alcuni anni fa quando discutevamo solo di risorse molto quasi risibili rispetto a quelle che vediamo adesso, solo per fermare i 2 punti dell'IVA, 3 punti dell'IVA, abbiamo discusso 3 anni per chiedere delle risorse su questo punto, oggi ne abbiamo speso 100 per poter risollevare o perlomeno restare a galla come paese per le attività economiche. Per cui a me è un po' una breve riflessione, un po' confusa, ma più che altro tesa a capire che strade quali orientamenti, qualche piccola indicazione che ci aiuti a poter camminare per un agire diverso da quello che abbiamo sempre visto e da come abbiamo sempre fatto. Ma insomma, difficile dire da lontano, dare da lontano dei suggerimenti a chi appunto è sul terreno. Mi prendo qualche rischio. Primo elemento, io proverei a riflettere su dove si vuole essere tra 3 anni rispetto a 3 punti. Primo, città centrocentrica, se posso usare questo termine, o città policentrica. Cioè, noi pensiamo che tra 3 anni torneremo ad affollarci nei centri storici. Il Veneto ha città medio-piccole, diciamo così, quindi il problema è forse meno rilevante, eccetto Venezia, naturalmente. Ma io, per esempio, spero di non dover più passare 2 ore al giorno in macchina a Roma. Non vuol dire che non vedrò più le persone e resterò sempre in clausura come stiamo facendo tutti, ma cercherò di fare un sacco di cose senza spostarmi. Questo avrà un'implicazione importante. Bene, chiederei anche al dottor Pelloso della Regione Veneto, che è qui con noi, se vuole così dirci alcune cose rispetto all'impegno della Regione Veneto e al percorso, o comunque rispetto alle considerazioni che stiamo facendo oggi e all'intervento del professor Giovannini. Prego, dottor Pelloso. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Grazie per l'invito, per questo breve mio contributo. Io ho ascoltato con grande, ovviamente, interesse le sollecitazioni che sono emerse. Mi piace molto la volontà che c'è, la voglia che c'è di essere partecipi di questo grande progetto, perché se è vero che l'Agenda 2030 può non essere troppo selettiva, tuttavia ha costituito un linguaggio comune, direi quasi a livello mondiale. Prima il professor Giovannini citava la pubblicità, no? Chi non tratta il tema della sostenibilità, ma non è solo una questione di pubblicità, è che forse questo tema effettivamente sta diventando un fattore comune fra generazioni, fra popoli, fra stati, e questo direi che è una cosa comunque molto importante, forse un primissimo traguardo, quantomeno in questi slogan, è stato, come dire, raggiunto. Certo che deve essere riempito soprattutto in termini poi di concretezza, di policy. Prima citava il segretario della Confcommercio, no? Gattolini, Eugenio, l'amico Eugenio, il fatto che come Veneto, che è la regione che ha approvato
l'Agenda 2030 per prima in Italia, e che in realtà ha fatto la cosa più semplice, ha scritto un documento d'accordo con gli stakeholders, d'accordo col territorio, ma appunto seriamente posizionata alla linea di partenza. Ecco. Il passo successivo è stato quello, proprio per dare concretezza, di collegare gli scenari che abbiamo individuato, 6 macro aree di riferimento, con il documento di economia e finanza regionale, che quindi ha un orizzonte di medio termine, sicuramente molto inferiore al lungo termine 2030 dell'agenda, e quindi abbiamo cercato di mettere un po' in fila le cose. E devo dire che su questo il documento è stato approvato giovedì scorso, dopo un grande dibattito in Consiglio regionale, in cui in maniera anche, non dico sorprendente, però comunque da registrare in maniera positiva, c'è stata una sorta anche di convergenza fra le diverse forze politiche. Io sono un tecnico, quindi non voglio dare un giudizio in questi termini, però, come dire, l'attenzione ai temi della sostenibilità declinati nel documento di economia e finanza regionale è sicuramente emersa. Il percorso è ancora sicuramente molto molto lungo. Cito solamente 2 punti e dopo mi taccio veramente e ringrazio di questa occasione di riflessione, perché riflettere non è mai tempo perso. Alcuni punti di riflessione che così ho maturato in questo periodo di esperienza di costruzione e di redazione della strategia regionale insieme alla dottoressa Bramezza, segretario generale fino a poco tempo fa, che ha curato e seguito personalmente questo documento. C'è un tema di impatto, come valutare poi le nostre policy, quale impatto ci sarà, e anche su questo c'è, come dire, una grande attenzione, una grande propensione. Tutti parlano di indicatori, stiamo attenti che gli indicatori, soprattutto quelli di impatto, che poi deriveranno, come dire, assumeranno un numero in base anche forse a degli agenti esogeni rispetto alle policy. Ecco, ricordiamo che l'impatto è un qualcosa di estremamente articolato da calcolare, da definire. Quindi anche questa giusta attenzione, propensione agli indicatori deve essere inserita nella giusta maniera, nel senso che ci saranno molte realtà che magari potranno essere descritte quantitativamente, ma forse in una maniera non completa. Quindi il tema della descrizione degli scenari che effettivamente andremo come dire, a registrare nel prossimo futuro. Quindi il tema degli indicatori lo vedo un tema sfidante ma anche critico. Il secondo punto è quello del coinvolgimento, ma l'ho già detto prima, diciamo degli stakeholder, dei GAL, delle associazioni di categoria. È una chiamata un po' alle armi pacifica che testimonia il desiderio di partecipare a questo progetto. Le ultime 2 cose riguardano un po' 2 cruci che ho, e cioè il primo è: forse siamo in un periodo di sovrabbondanza di programmazione. Quando si parla di coerenza fra diversi piani di programmazione, fondi, istituzioni, facciamo riferimento a un periodo fertile sotto l'aspetto, come dire, della costruzione, ma anche difficile. In fondo il Next Generation EU parla di determinate 6 missioni, l'Agenda 2030 parla di 17 goals, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile individua, oltre che alle 5P, anche degli scenari, degli obiettivi nazionali, e così via. Potremo andare, la programmazione 21-27. Potremo andare avanti parecchio tempo, le raccomandazioni ai paesi. Cioè siamo in un periodo forse appunto di eccesso di programmazione. La difficoltà è che mettere a sistema questi grandi scenari che fra di loro sono sovrapponibili ma non completamente sovrapponibili. Ecco, quindi potendo creare un po' al limite di confusione, un po' di sconcerto, non solo fra gli operatori, ma anche presso poi i cittadini, presso le imprese, presso chi opera effettivamente tutti i giorni. E come è stato ricordato, anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere un'occasione forse, come dire, irripetibile di dare attuazione alla strategia nazionale e quindi all'Agenda 2030. Anche se mi pare di capire che le tempistiche non so se siano tali da poter fare un ragionamento compiuto.
Ecco, grazie per la possibilità di aver espresso questi pochi concetti e anche di tutto quello che è emerso nel corso di questo interessantissimo seminario. Grazie, posso rispondere così finisco la risposta anche di prima? Sì, certo. Prima non sentivamo più Chiedo quello. scusa, ma appunto si è scollegato a un certo punto. Dicevo, concludo la risposta di prima, ma in realtà le due sono molto collegate. E cioè, dicevo, bisogna darsi gli obiettivi. Per esempio, vogliamo ancora avere un certo tasso di evasione e di irregolarità nella nostra economia tra 3 anni? Perché è rilevante questo, a parte per il fatto che le tasse vanno pagate, ma perché i settori che non evadono, che hanno dei tassi di crescita dell'innovazione, della produttività più alti. Perché? Perché se uno non evade deve giocare all'imprenditore serio e questo dà una spinta in più ai territori. Se tu riesci a fare i soldi con l'evasione, perché ti devi sbattere a cercare l'innovazione e così via. Darsi degli obiettivi, anche numerici, aiuta a ragionare. E dunque noi abbiamo fatto questo esercizio, li abbiamo messi noi i valori che ci aspettiamo per il Veneto nel 2030. Ma un suggerimento per ASVES è quello di prendere il piano regionale, ma prendere anche l'insieme della conoscenza che voi avete e provare a condividere, secondo voi, quali possono essere gli obiettivi da darsi per il Veneto del 2030. Perché già solo questo aiuta a farsi un'idea di dove si vuole andare e naturalmente le idee di partenza possono essere molto diverse. E questo mi porta alle considerazioni del dottor Pelloso, se leggo bene. Un eccesso di programmazione sì, se non si comprende fino in fondo che la scelta che sta facendo l'Unione Europea permeerà tutte le programmazioni. Quindi chi è in grado di darsi un sistema per cui quei diversi schemi dialogano tra loro e gli indicatori sono alla fine gli stessi, avrà un grande vantaggio. E qui lo dico appunto alla Regione Veneto, forse anche voi avete un sistema così. Ho visto quello della Regione Lazio, che è impressionante, mi ha molto colpito. Perché? Perché a partire dalla programmazione territoriale, giù fino alla singola delibera dirigenziale che attua quei progetti, tutto è legato agli indicatori BES o agli indicatori di sviluppo sostenibile. E i fondi possono essere europei, nazionali, eccetera. Ecco, questo tipo di schema, secondo me, è fondamentale, necessario ed sarà richiesto dall'Unione Europea. Quindi prima ci si attrezza, meglio è. Perché questo è così importante? Beh, e qui ASVIS, ho fatto un ragionamento del genere con la Regione Lombardia l'altra settimana. Lo dico anche al Veneto, visto che ho la fortuna di avere anche un rappresentante della Regione. Se si va al rapporto ASVIS del 2017, trovate una simulazione di politiche alternative fatte con un modello che era sviluppato dalla Fondazione Mattei all'epoca, sotto la direzione scientifica di Carlo Carraro, l'ex rettore di Venezia, di equilibrio economico generale che abbiamo allargato per tener conto di aspetti economici, sociali e ambientali. Bene, quel modello potrebbe essere territorializzato, cioè con dati regionali. Si tratta di lavorarci un po', ma non è impossibile. Ci sono 13 settori, se ricordo bene, di attività economica e quindi contempla anche il futuro che ci si immagina della composizione settoriale e quindi
i consumi di energia e quindi le emissioni di CO2, ma anche l'occupazione, eccetera, eccetera. Ecco, per dire che gli indicatori utilissimi, i target utilissimi, ma poi hai bisogno di una modellistica per poter simulare politiche alternative. E questo è qualcosa che genera dibattito, che genera discussione. Vi faccio vedere una tavola di quel rapporto che penso possa esservi utile. Lo trovate naturalmente sul sito ASVIS. Cominciano a essere tanti i rapporti ASVIS, quindi non viene istantaneamente fuori. Eccolo qui. Un secondo solo. Ecco. Vi faccio vedere questa tabella, che è la sintesi di 5 diverse politiche che abbiamo simulato, che simulammo all'epoca. Credo vediate la tavola, giusto? Sì. Ecco, qui ci sono alcune politiche, ve la ingrandisco un pochino, rispetto a uno scenario business as usual. La prima politica è l'applicazione degli accordi di Parigi, la seconda è la strategia energetica nazionale, il terzo è l'investimento sull'occupazione, la garanzia giovani, occupazione femminile, la quarta è industria 4.0, banda larga, la quinta è l'investimento sull'educazione e la sesta è l'insieme di tutte le politiche. Guardiamo la seconda. Se uno applica la strategia energetica nazionale, il modello ci dice che l'obiettivo 7, 13, quelli energetici di emissioni, migliorano molto. Ma poiché devi chiudere, per dire, le centrali a carbone, l'occupazione, il goal 8, cade e dunque aumenta la povertà, goal 1. Se io faccio l'istruzione di qualità, io ho una serie di impatti positivi, ma peggioro le emissioni. Perché? Perché stimolo la crescita. Bene, se li faccio tutti e 5 insieme, vedete che molte delle frecce negative scompaiono, perché io stimolo la crescita mentre faccio la trasformazione ecologica del sistema energetico e quindi riduco i trade-off. Ma guardate cosa succede, risultato drammatico in termini di emissioni. Perché? Perché la crescita è stimolata così tanto che la strategia energetica nazionale, disegnata su un tasso di crescita molto basso, appare chiaramente insoddisfacente, perché centrava gli obiettivi energetici ma non si poneva il problema dell'occupazione. Ecco, immaginate un modello del genere simulato per la vostra regione o per le varie regioni italiane. Come scrisse Ignazio Visco in un famoso articolo nel 1987, tanti anni fa, i modelli servono per ragionare, non per prevedere, anche per prevedere, ma soprattutto per ragionare. Ecco, una proposta che facciamo dunque alla Regione Veneto in questo momento, ASVES in generale, forse si potrebbe fare un investimento insieme ad altre regioni magari per realizzare un modello del genere. Pensate alla discussione tra le diverse forze sociali del paese giocando, se volete, no, con il modello. Perché di questo stiamo parlando, non di giocare, ma di trade-off molto complessi. Grazie, grazie Sor Giovannini. Allora, io ho 2 domande in chat e poi la domanda su Messina che voleva farla a voce. Allora, intanto direi in chat, gliele pongo così direttamente, forse le hai viste, come conciliare sostenibilità economica con sostenibilità ambientale e sociale nella concretezza, dato che la cultura del PIL è sempre predominante. Il tema della decrescita come lo concepisce all'interno della cultura dominante di sviluppo?
E l'altra domanda, sempre in chat, è il tema della giustizia intergenerazionale. Quali sono i buoni esempi che lei, professor Giovannini, ha visto di coinvolgimento strutturato ed efficace dei giovani nella definizione di politiche di sviluppo sostenibile, sia a breve che a medio e lungo periodo? Ecco, se vuoi darci due battute su queste, poi abbiamo la professora Messina e poi ancora una domanda da parte del Presidente del GAP. Prego, professore. Certo. Allora, come si pone il tema della decrescita? Beh, per fortuna l'inventore del termine decrescita felice ha detto che lo sviluppo sostenibile non c'entra niente con la decrescita felice. Quindi, come dire, se l'ha detto lui, io non ho bisogno di dimostrare altro. No, al di là della battuta. Anzi, parto da un'altra battuta. C'è chi dice che immaginare una crescita continua, infinita, all'interno di un pianeta finito, per far questo o devi essere stupido o devi essere un economista. Perché? Perché è evidente che, data la composizione del PIL oggi, come sapete, le simulazioni dell'impronta ecologica, se tutti consumassero come l'Italia servirebbero 3 pianeti, se tutti consumassero come gli Stati Uniti servirebbero 5 pianeti e non ce li abbiamo. E quindi, beh, sappiamo che se gli Stati Uniti seguissero il comportamento della California, che non mi sembra proprio l'Uganda, il Burundi, no? Questi luoghi così, abbatterebbero del 30% i consumi energetici. Quindi c'è uno spazio enorme davanti per il miglioramento dell'efficienza. Ma ciò nonostante, anche se migliorassimo di tanto l'efficienza, non risolveremo a tecnologie date una serie di problemi. E non parlo tanto dell'energia, quanto della quantità di materia. Ed è qui dove l'economia circolare può fare tanta differenza e in parte la già sta facendo, con casi di eccellenza anche nel Veneto. Dunque, come si può trovare una soluzione, un bilanciamento? Smaterializzando il PIL, cioè passando a un modello di sviluppo che da un lato conti tanti fenomeni che fanno il benessere delle persone ma non sono contabilizzati nel PIL, la mia battaglia da 20 anni su questi temi. Per darvi una concretezza, quante volte avete sentito, probabilmente lo avete sperimentato anche nei vostri territori, quanto il volontariato ha fatto per l'assistenza a chi durante il primo lockdown non poteva andare a fare la spesa, eccetera, eccetera. Bene, il volontariato, se produce beni è contato nel PIL, se produce servizi non è contato nel PIL. Ditemi voi se questo ha un briciolo di senso. E noi abbiamo imparato in questa esperienza drammatica, come stiamo facendo in questo momento, appunto a ridurre drasticamente certi consumi, pagando però un prezzo, certo, pagando un prezzo. Per darvi un'idea del vantaggio e degli svantaggi, secondo alcune stime, la riduzione delle emissioni di gas serra che si realizzeranno quest'anno a livello globale a causa del lockdown, della crisi, eccetera, andrebbe ripetuta ogni anno da qui al 2030 per centrare gli obiettivi di Parigi. Wow! Se noi volessimo raggiungere gli obiettivi europei del 55% di taglio delle emissioni da qui al 2030, dobbiamo moltiplicare, visto che la tecnologia è data, non è che ci inventiamo l'idrogeno da qui al 2030, dobbiamo moltiplicare per 3 o per 4 i parchi eolici e i pannelli fotovoltaici. Dove li mettiamo? Ecco, per dire che il problema è enorme, e dunque prima lo affrontiamo meglio è. Certo non è un modo di affrontarlo il fatto che questo paese stia per
si riempie la bocca di avere la copresidenza del COP26 a Glasgow e non abbia uno straccio di piano energetico e integrato con il piano climatico, il PNIEC, in linea con gli obiettivi europei. I ministeri hanno detto che adesso ci lavoreranno di nuovo, ma è un anno che sapevamo che questa cosa sarebbe accaduta e non abbiamo lavorato su questo. Un suggerimento concreto per il Veneto? Impariamo dagli inglesi. Gli inglesi hanno fatto delle commissioni settore per settore con i ricercatori, gli scienziati, le imprese, i sindacati, la società civile, settore per settore, per capire come si può decarbonizzare al 2050. Non è impossibile, ma sono problemi enormi, non banali. E bisogna darsi una sistematicità. Questa è la lezione. Seconda domanda sugli aspetti intergenerazionali. Siamo molto lieti che il Consiglio regionale del Veneto abbia votato una proposta di legge costituzionale per l'inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile che recepisce esattamente la proposta dell'ASVIS ed è alla Commissione Affari Costituzionali del Senato insieme ad altre proposte. Qui però c'è un punto da chiarire. Dice, ma l'ambiente già c'è, perché in realtà l'ambiente non è in Costituzione, ma c'è il paesaggio che la Corte Costituzionale ha letto come ambiente. Ma il problema non è l'ambiente, il problema è la giustizia tra generazioni. Francia, Belgio, Norvegia, Svizzera l'hanno inserito in Costituzione. E qual è stato l'effetto? Beh, l'effetto è che, per esempio, se uno approva una legge come quota 100, qualcuno può andare alla Corte Costituzionale e dire questo non è un qualcosa che rispetta l'equilibrio tra generazioni. Alternativa? La Francia e il Belgio hanno cambiato l'articolo del Codice Civile che diceva che l'unica finalità delle imprese è fare profitto. Tornando appunto a una visione del capitalismo pre-Friedman, cioè pre-neoliberismo, esattamente quella che c'era dal secondo dopoguerra fino al successo del mondo neoliberista. Lo dico per dire che già un anno fa si discuteva di un nuovo modo di del capitalismo, una nuova fase del capitalismo. E questo è qualcosa che se ci sei lo sfrutti e sei all'avanguardia, guadagnando produttività, perché ormai i dati Istat ce lo dimostrano, chi ha scelto l'economia circolare ha guadagni di produttività, non perdite di produttività, e incontri, come è stato ricordato prima, non so se il Gattolin o qualcun altro, anche Pelloso, un cambio di mentalità in cui le nuove generazioni ragionano in modo diverso, anche con certi stereotipi, invece che la macchina è il nuovo status symbol e i monopattini, per fare un esempio. Problema da niente per i produttori di automobili, che non ho capito perché non si convertono, no, sto scherzando naturalmente. Il valore aggiunto di un'automobile è ben diverso dal valore aggiunto di un monopattino, ma se questa è la tendenza, penso alle biciclette a pedalata assistita, eccetera, eccetera, dottor Gattolin, le città policentriche diventano molto più accessibili. E dunque, perché io non dovrò più fare 20 chilometri per andare a lavorare? Probabilmente ci sarà uno di questi centri che alcune imprese stanno già immaginando di coworking sparsi, in cui ci si incontra gruppi di colleghi, non tutti insieme. E se sono sparsi sono a 3 chilometri. Forse ci posso arrivare a piedi o con un monopattino, con una bicicletta,
mentre 30 km comincia a diventare anche pericoloso. Insomma, questo è un po' il punto. La trasformazione che abbiamo di fronte è probabilmente estremamente rapida. I giovani, noi come ASVIS abbiamo appena creato un gruppo giovani con le associazioni giovanili delle associazioni ASVIS, in cui però coinvolgeremo anche Fridays for Future, eccetera. E guardate quello che sta facendo la Rete Giovani 2021, una sorta di ASVIS delle associazioni giovanili. Io tra un po' ho una call con loro. Hanno detto, lo facciamo noi il piano, ve lo diciamo noi come bisognerebbe fare. Giusto, sbagliato, lasciamo perdere. Il punto è che c'è un protagonismo giovanile forte che può e deve essere intercettato. Grazie, ci avviamo verso la chiusura. Avevo però la richiesta della professoressa Patrizia Messina di una domanda che le chiederei di fare brevemente, perché appunto il tempo che ci eravamo dato sta per scadere. Patrizia, ci sei? Sì, grazie mille, grazie, buonasera a tutti. Tutto molto interessante, volevo solo sottolineare un punto, che lo sviluppo sostenibile è di fatto, per tutte le cose che sono state dette molto bene questa sera, uno sviluppo guidato. Quindi non è più, come dire, è un altro modo di sviluppo, no? Che presuppone, richiede un altro modo di regolazione. Queste nuove regole si stanno in qualche modo delineando, definendo, si devono tradurre in cultura diffusa e anche, diciamo, in un cambiamento. Questo cambiamento Ulrich lo chiama metamorfosi, no? Non è proprio una trasformazione, è proprio un altro mondo, un'altra epoca. E questo è forse il problema. Diciamo che se si vuole evitare forse lo spaesamento in tutto questo, diventa utile adottare la visione del pensare globalmente e agire localmente, no? Perché altrimenti il rischio è che noi possiamo fare solo molto poco, il resto deve essere fatto da un livello superiore. Allora, in questa prospettiva la dimensione della responsabilità sociale, che non è solo di impresa ma deve essere ovviamente di ognuno di noi, quindi del consumo critico, del volontariato ma anche del politico, no? Locale, che non è perché locale ha minori responsabilità, no? Credo che sia un dato fondamentale. Per quello noi parliamo di responsabilità sociale di territorio, cioè riacquistare la dimensione della politica come impresa sociale. L'impresa sociale che vuol dire non pensata con una logica di massimizzazione dell'utile, ma di servizio in qualche modo per la comunità. Allora in questa prospettiva mi chiedevo, noi qui abbiamo i GAL, quindi vuol dire essenzialmente sviluppo rurale, soprattutto nelle aree montane, parlando del Veneto. Però le città credo che siano poi in realtà il vero nodo dolente, no? Soprattutto in Veneto, perché sono generalmente città medie. Il tema della città metropolitana diventa sempre più problematico, non solo perché a Venezia non c'è la città metropolitana, in realtà nel Veneto noi ce l'abbiamo da un'altra parte, quindi c'è un problema di coerenza di policy, no? Ma anche qua di coerenza istituzionale tra dove è la città metropolitana nel senso istituzionale e dove si trova nel senso funzionale, cioè da un'altra parte, nel Veneto centrale, Padova, Treviso e Veneto centrale. Quindi c'è un problema di sostenibilità istituzionale che credo sia fondamentale da mettere in luce, perché se non si hanno diciamo, i contenitori, anche i contesti istituzionali adeguati per poter governare questi processi che già sono così complessi, oggettivamente diventa molto difficile anche come dire, operare sul territorio. Cioè la programmazione da sola non basta, servono anche ambiti territoriali e istituzionali adeguati. Credo che questo sia un punto che nel dibattito sullo sviluppo sostenibile viene un po' trascurato, cioè si parla sempre ovviamente di ambiente, dimensione economica, dimensione sociale,
Però la dimensione politica e istituzionale della sostenibilità credo che sia fondamentale, proprio perché si tratta di uno sviluppo guidato, quindi diciamo la capacità di visione strategica e di decisione dell'attore pubblico diventa fondamentale, e anche il suo livello di legittimazione, e poi un problema proprio di adeguatezza diciamo delle istituzioni politiche, che devono essere coerenti con tutto questo. Penso per esempio a tutto il tema delle reti intercomunali, degli ambiti adeguati, perché quando ci sono comuni troppo piccoli evidentemente tutta una serie di politiche semplicemente non si possono fare perché non c'è la massa critica sufficiente. Quindi, come dire, questa attenzione a quella che poi l'Unione Europea chiama capacità istituzionale, però continua a guardarla solo dal punto di vista amministrativo, cioè della capacità della pubblica amministrazione di fare politiche, dimenticando ancora una volta che c'è una volontà politica che non è irrilevante e che pesa sulla capacità istituzionale. Ecco, tutte queste dimensioni secondo me andrebbero opportunamente sottolineate. Lei cosa ne pensa, dottor Giovannini? Sacrosanto, la quarta dimensione dello sviluppo sostenibile, quella istituzionale, è stata dimenticata per molto tempo, per varie ragioni politiche, un giorno ne parliamo, ma è assolutamente fondamentale. E qui, soprattutto a livello territoriale, ma in realtà lo vediamo ai vari livelli, il coordinamento è facile a dirsi, difficilissimo a farsi. Dunque l'Italia ha una governance, si ricorda quel gioco Shanghai in cui si buttano i bastoncini e poi, ecco, sembra un po' così, no? Cioè, qualcuno ha preso e ha tirato i bastoncini. Non so come risolverlo. Le province, per questo siamo insieme a UPI, abbiamo fatto le analisi che vi abbiamo mostrato, sono potenzialmente l'area vasta, insomma, in generale, potenzialmente una buona idea. Di fatto mi sembra che siano abbastanza svuotate di ruolo. Le camere di commercio possono giocare un ruolo, le prefetture. Noi adesso stiamo dialogando anche con tutti questi soggetti. Appunto, l'area provinciale può avere un qualche senso, sì, virgola, ma. La vera domanda che ci dobbiamo porre è se la divisione dei compiti tra centro e regioni è ottimale. Pensate all'esempio che vi ho fatto prima sull'energia. E qui, l'ho fatto vedere in qualche slide, noi siamo molto preoccupati del mancato coinvolgimento delle regioni nella preparazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questa è una debolezza molto molto forte, anche perché molti dei soldi che arrivano allo Stato saranno spesi su tematiche che in realtà sono regionali, mentre i soldi che arrivano alle regioni devono essere poi spesi in modo coerente con quelli nazionali, no? Perché altrimenti figuriamoci che cosa ci troviamo. Ecco, sono d'accordo, questo è un tema valido per tutti. In Italia è particolarmente debole la situazione, difficile la situazione. Le comunità però possono fare una differenza importante e questo è la ragione per cui sono così contento di aver passato questa ora e mezza con voi, perché voi siete la comunità di questa regione. Grazie, dottor Giovannini. Se lei ha ancora un minuto di pazienza e disponibilità, avremo un'ultima domanda da parte di Alberto Peterle, che è il presidente del coordinamento dei GAL del Veneto, che ci ha chiesto una domanda. Gli do la parola. Prego, Alberto. Sì, grazie. Allora, tra i nostri soci, tra i nostri associati ci sono molti enti pubblici, molte istituzioni, molti comuni e anche enti locali. Volevo chiedere, siccome abbiamo visto che questi enti ogni anno sono chiamati a redigere e a rinnovare il proprio DUP, no? Che è il loro documento unico di programmazione. Volevo chiedere se, siccome abbiamo visto come GAL che questo documento tante volte viene
visto come un mero adempimento amministrativo e non come una opportunità per fare vera programmazione e per capire dove si andrà da lì ai prossimi 5 anni. Insomma, volevo capire se esistono delle esperienze di formazione a livello nazionale in merito alla integrazione tra questi DUP e tra le varie agende regionali o comunque tra gli altri documenti di programmazione su area più vasta, perché questa potrebbe essere una sfida che coinvolge i GAL e potrebbe essere sicuramente un passo in avanti per andare nella direzione che abbiamo detto oggi, insomma. Beh, direi che non so se esiste, ma se non esiste facciamola. Mi spiego. Nel rapporto sui territori mostriamo, c'è un capitolo dedicato a delle buone pratiche, ma anche facciamo un'analisi proprio di come le città metropolitane in particolare usano i DUP, usando l'Agenda 2030. Noi l'anno prossimo pensiamo di lanciare 4 scuole per amministratori comunali. Infatti vedo Gattolin che dice: come città metropolitana di Venezia stiamo sviluppando un progetto che integra l'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile con i DUP, infatti è citata nel rapporto. Dicevo, noi faremo 4 scuole per amministratori comunali in giro per l'Italia, con forti naturalmente uso di elementi di didattica a distanza. Si potrebbe immaginare di fare una cosa per il Veneto? Orientata proprio in questa direzione? Adesso è più facile anche con la didattica a distanza. Ragioniamoci, potrebbe essere una delle iniziative di ASVES per il 2021. Bene, sicuramente. Grazie professor Giovannini, grazie per la riflessione che ci ha proposto, ma grazie anche per gli spunti di lavoro che ci ha dato, anche perché vorrei sottolinearlo, questo primo appuntamento, e adesso a seguire ne abbiamo altri 2, il prossimo 11 gennaio, tra l'altro con Luigi Di Marco, sempre coordinatore delle ASVES, autore di quel bel quaderno che il professor Giovannini ci ha mostrato prima nelle slide, che fa un po' diventa la cornice della normativa europea, dal New Green Deal al Next Generation EU, e poi con il professor Giovanni Carroso, Università di Trieste, il 1° di febbraio, che è anche parte del forum di diversità e disuguaglianza del professor Barca. Quindi come sono interventi di quadro, però ecco, l'obiettivo di questa collaborazione tra ASVES e Coordinamento GAL Veneto è quello poi di andare a contribuire a costruire un percorso anche più specifico di lavoro per elaborare proposte concrete da sottoporre alla Regione Veneto, alle altre istituzioni locali, ma anche alla comunità nel suo insieme rispetto alla, come dire, l'integrazione, il far cadere, far tradurre concretamente l'Agenda 2030 nella strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. E le indicazioni che il professor Giovannini ci ha portato oggi, alcune indicazioni sono estremamente interessanti e ci possono aiutare in questa direzione, ma una cosa simile noi la vorremmo fare anche con gli altri stakeholder con cui già stiamo collaborando e che erano presenti oggi, la CIS del Veneto e Confcommercio Veneto, per cui ecco, anche quest'ultima proposta di pensare a un percorso formativo su temi specifici che possono riguardare la nostra regione ci trova assolutamente interessati e disponibili, e oggi siamo qui ovviamente con il patrocinio dell'ASVES, che è un po' la casa madre di ASVES, cioè è il punto di riferimento, è il nodo, vorrebbe essere il nodo regionale, e per cui queste collaborazioni non potranno che rafforzarsi in questo 2021 che andiamo ora a iniziare, sperando che sia anche un anno migliore rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle. Quindi grazie professor Giovannini per essere stato con noi e per la disponibilità e del tempo che ci ha dedicato, alle proposte che ci ha portato, per il suo sempre sostegno a questa nostra iniziativa. Grazie ovviamente al coordinamento dei GAL del Veneto con cui abbiamo pensato questi incontri e ai partner che abbiamo coinvolto e che prima ho richiamato, insieme anche al Forum del Settore del Veneto, che oggi non poteva essere presente ma che lo sarà nelle prossime occasioni. Quindi questo è un primo passo che spero porterà frutti positivi nell'impegno di dare concretezza all'Agenda 2030 nel territorio del Veneto. Grazie ancora e a presto. Grazie, buona serata. Anche con l'occasione buone feste, buon Natale e buon anno.
Grazie a tutti. Grazie a voi.